Dopo un periodo spaventoso, mio figlio Gesù tornerà ed il mio cuore immacolato trionferà. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio tornare a parlarvi della mistica Teresa Musco, vissuta in provincia di Caserta tra il 1943 ed il 1976, morta all'età di 33 anni. Teresa Musco era figlia di una modesta famiglia di contadini e fin da piccolina iniziò ad aiutare i suoi cari nei lavori dei campi. Ebbe tutta una serie di doni straordinari, tra cui le sacre stimmate, e ricevette delle apparizioni di Gesù e Maria. Molte immagini sacre presenti nella sua casa iniziarono a versare delle lacrime di sangue. Gesù e Maria rivelarono a Teresa Musco tutta una serie di profezie riguardanti il futuro dell'umanità. Ecco quanto detto in particolare dalla Vergine Santa a Teresa Musco. Oh Teresa, sapessi quanti peccati si commettono nel mondo. Molti uomini trafiggono il cuore già tanto lacerato di mio figlio. Se gli uomini non si ravvederanno, il Padre infliggerà al mondo un grande castigo e tutto sarà un disastro. Oh, i cristiani che pregano saranno veramente pochi. Molte anime andranno all'inferno perché lontane dalla fede non ci saranno più né pudore né vergogna per le donne. Molte volte Satana cerca in tutti i modi di far cadere nel peccato proprio le anime a me più care. Nel mondo ci saranno molte crisi, molte anime a me un tempo consacrate si sentiranno disorientate e ci saranno molte guerre, molte terribili guerre, con tanti morti e tante ferite. Satana griderà la sua vittoria, ma sarà proprio quello il momento in cui tutti vedranno mio figlio apparire sulle nubi e allora giudicherà quanti hanno calpestato il suo sangue innocente e divino e sarà allora che il mio cuore immacolato trionferà. Ed ecco che anche Gesù rivelò a Teresa Musco tutta una serie di messaggi riguardanti il futuro della sua anima e dell'umanità. Teresa, figlia mia, tu vedi quanta malvagità esiste nei cuori dei miei figli, specialmente nei cuori di coloro che dovrebbero avere più amore e dare il buon esempio, mentre sono quelli che più lasciano a desiderare. Figlia mia, tu prega per loro e offri senza risparmio. Vedrai che qua giù non troverai comprensione, ma lassù sarai felice, Teresa, e piena di gloria. Ecco che anche la Madonna dette altri messaggi a Teresa. Il 13 agosto del 1951 le disse: io sono la Madonna Teresa, Maria Immacolata, dal cuore ferito di lancia e flagellato, alla fine coronato e poi tanto calpestato. Figlia mia, io sono qui per dirti
che il Padre manderà un grande castigo sull'intero genere umano a partire dalla seconda metà del XX secolo. Sappi, figlia mia, che Satana regna nei più alti posti. Satana riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati e in quel momento essi interverranno con armi potentissime in grado di distruggere gran parte dell'umanità. Gli uomini non piangono neanche per i loro sbagli, perché la preghiera per molti non esiste più. E allora Dio Padre mostrerà ancora una volta la potenza del suo grande castigo, ma non lo farà. Egli aspetterà ancora un poco che gli uomini si inginocchino per chiedere realmente perdono. Le spine che vedi intorno al mio cuore sono per riparare le tante gravi colpe che si scagliano di continuo verso il cuore di mio figlio. Figlia mia, chiedo a te di offrirti per amore di Gesù e per riparare le colpe dei peccatori. Ascoltami bene, Teresa. A partire dal 1972 comincerà il tempo di Satana e il tempo delle grandi prove. Figlia, sei in un momento molto delicato. Molto spesso non c'è amore tra le anime a me consacrate e tanti figli prediletti si trovano senza amore e sono sbandati. Non riescono a pregare e a vedere nella preghiera la bussola della loro vita. Gesù disse a Teresa: grandi flagelli sono diretti sull'Italia e solo i parafulmini sono quelli che centrano in pieno il mio cuore ed il cuore di mio Padre, poiché voi tratterrete la loro ira e sorreggerete il mondo con i vostri sacrifici. Non esponete alla tentazione e alla disperazione le anime scelte da me, perché chi lo farà andrà incontro al fuoco eterno. Molte anime si perdono per causa dei cattivi esempi di altre anime. Ognuno faccia il proprio dovere, perché un giorno piangerà se non l'avrà fatto. Incoraggiate tutti sulla via della fede, non scoraggiate nessuno. Figlia mia, voglio dirti che il mondo è così cattivo. Sono apparsa nel Portogallo dando messaggi, ma nessuno mi ha ascoltato. Sono apparsa a Lourdes, alla Salette, ma pochi cuori duri si sono ravveduti. Anche a te voglio dire tante cose che affliggono il mio cuore. Ecco che il mondo cammina verso una grande rovina. Il popolo si sbizzarrisce sempre di più. Fuoco e fumo sconvolgeranno il mondo. Le acque degli oceani diventeranno fuoco e vapore. La schiuma si innalzerà, sconvolgendo l'Europa, e affonderà tutto in una lava di fuoco, e milioni di uomini e bambini periranno nel fuoco, e i pochi eletti rimasti invidieranno i morti, perché da qualunque parte si volgerà lo sguardo
non si vedrà altro che sangue, morti e rovine in tutto il mondo. Figlia mia, offri tutto quello che ti capita di soffrire per tutti coloro che non conoscono l'amore di Dio. Quanti che sono rimasti fedeli a me hanno paura di esporsi e così continuano a vivere. Ah, figlia mia, prega per le anime lontane dalla fede, per quelle che hanno perso la fede. Se nella tua vita passerà un'ora della giornata senza aver pregato per i miei figli prediletti, sappi che è una giornata perduta nella tua vita. Io lascerò cadere sulle anime a me predilette il mio sangue ed il sangue della mia mamma adoratissima. Mi basta anche la fedeltà di un'anima, di un cuore sincero per far conoscere i medicamenti divini. Ah, prega, prega per coloro che sono lontani dalla fede, per coloro che rinnegano la loro fede. Figlia mia, quanti peccati nel mondo, 1000 volte ogni momento crocifiggono mio figlio sulla croce. Il padre è stanco, è pieno d'ira nel vedere il figlio suo sempre così trafitto e calpestato da tanti uomini crudeli. Figlia mia, prega e fa penitenza, perché il popolo corre veloce verso un orribile precipizio. Parla ai piccoli affinché preghino, perché le preghiere degli innocenti valgono molto più di quelle delle persone grandi. Solo pregando si può placare l'ira di Dio. E tu, con le tue pene e preghiere, puoi cambiare tanti cuori duri. Prega molto, specie per le anime predilette da mio figlio. Voglio preghiere ferventi davanti a Gesù sacramentato. Così molte anime torneranno da me. Ah, figlia, molte anime a me consacrate oscurano la gloria e l'onore di mio figlio. Ah, poveri figli miei insensati, quanto sono ciechi, come si sono fatti prendere dal demonio, a quanta cecità sono giunti per non aver ascoltato né Gesù né me, ma io sono pronta ad accoglierli fra le mie braccia, perdonando loro ogni offesa. Mio figlio mi ha dato a voi tutti ai piedi della sua croce. Oh, state attenti, perché il demonio è astuto, prende e raggira come vuole molte anime. Molti camminano per il mondo presi per mano da Satana e cercano di fare in modo di cancellare Dio, mio figlio e me dai cuori delle creature. Abbiamo bisogno di anime umili, coraggiose, pronte ad essere derise e calpestate, a perdere la propria vita e il proprio sangue, perché per mezzo di loro la gloria di mio figlio possa risplendere dopo la grande purificazione. Tanti scienziati stanno inventando armi con le quali sarà possibile distruggere in pochi attimi gran parte dell'umanità. Dio castigherà l'umanità con maggiore severità che non abbia fatto col diluvio, se tutto dovesse procedere come ora, e se l'umanità non si convertirà, vedrete come i gradi e i potenti, i piccoli e i deboli periranno insieme.
sta per iniziare una nuova guerra. Un'altra inizierà proprio nelle terre dove è nato mio figlio, il mio amatissimo figlio. E questa guerra non si fermerà. Sembrerà che faranno la pace, ma non sarà vero, perché da lì nascerà la grande guerra e da lì verrà il grande castigo dal cielo e dalla terra. Quanti miei figli prediletti scelgono le vie ingannevoli del maligno, rinnegando mio figlio, che oltraggiano e rinnegano in tutti i modi. Ah, figlia mia, le lacrime che vedi spargere dai quadri, dalle statuette, dalle immagini sacre che sono nella tua casa, vengono versate per risvegliare i cuori di tante anime che vogliono essere fredde e di tante anime che non hanno la volontà. Ma se queste anime non si ravvederanno, verranno condannate. Figlia mia, il mondo va in rovina. Mio figlio ha deciso che se gli uomini continueranno a odiarsi così, egli distruggerà per sempre l'odio, ma per farlo dovrà distruggere il mondo. E dice Gesù, la guerra tra i popoli è cominciata e non finisce più fin quando non si saranno distrutti l'un l'altro. Essi mi hanno respinto, mi hanno scacciato dalla loro vita. Non mi resta che attendere ed essere spettatore per vedere fino a che punto arrivano. L'ora è grave, figli miei, grave il pericolo. Ah, figlia mia, dice la Madonna, vedrai in tutto il mondo gente atea e senza scrupoli al potere. Ah, quanto spargimento di sangue innocente provocheranno. Ah, io scelgo sempre la gente misera e povera come te, Teresa, perché tu mi capisci. Molti dotti e sapienti non potranno mai capire il mio linguaggio fino a quando non verranno in ginocchio con animo contrito. Figlia mia, ricordati che io sono tua madre, che ti guido per il cammino, che piace al mio diletto figlio, e questo cammino è la strada della santità. Sono contenta del sacrificio che mi offri. Continua, offri la tua sofferenza per i peccatori. Tutte le mattine un angelo, Teresa, verrà a farti visita e tu pregherai insieme a lui. Soffrirai tanto nella tua famiglia, sarai incompresa e maltrattata, ma non temere, io e il bambino Gesù ti siamo vicini e ti condurremo per mano fino a quando non sarai grande e agirai da sola e lascerai la tua famiglia per fare la mia volontà. Teresa, soffrirai tanto, ma io ti sono molto vicino. Un giorno la Madonna disse a Teresa, figlia mia, le mie lacrime muoveranno molti uomini e donne e molte anime tiepidi o non credenti a un rinnovamento del cuore.